brillante affermazione della scuola Monsignor Bertapelle al concorso internazionale I Giovani e l'Arte, ottenuta dalle classi prima, seconda e terza, sezione A, che hanno partecipato congiuntamente all'iniziativa promossa dalla rete Progetto Pace, classificandosi al secondo posto assoluto fra le scuole primarie. Secondo classificato l'istituto comprensivo Fogazzaro di Noventa Vicentina. Eccoli, arrivano coloratissimi. Eccoli qua con i cappellini. Gli alunni, sotto la guida delle insegnanti Cristiana Corazza per la prima A, Donatella Bedana per la seconda e Silvana Zaccaria per la terza, hanno realizzato una decina di pregevoli tavole con tecniche pittoriche varie sul tema Diversamente belli, incontro con l'altro. La cerimonia di premiazione si è tenuta martedì 23 marzo presso il Palasport Giuseppe Tagliercio di Venezia Mestre, nel corso del meeting internazionale Essere Rete, la nostra via per la pace. La manifestazione, giunta ormai alla 10ª edizione, fa parte delle iniziative della rete Progetto Pace, cui aderiscono scuole, enti ed associazioni di tutto il mondo che collaborano per promuovere una cultura della pace. Capofila per l'Italia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fabio Besta di Treviso. Grande la soddisfazione degli allievi e più in generale dell'intero Istituto Comprensivo Antonio Fogazzaro, di cui la scuola primaria Bertapelle fa parte, per l'importante risultato ottenuto. Incontenibile, manco a dirlo, l'entusiasmo dei piccoli artisti, tutti presenti a ritirare il meritato riconoscimento. Il meeting, cui hanno preso parte migliaia di studenti giunti da tutte le regioni, ma anche da paesi europei e da altri continenti, si è protratto per l'intera giornata, alternando alle premiazioni dei vari ordini di scuole, esibizioni artistiche e presentazioni di progetti. È stata una preziosa occasione per far incontrare e dialogare studenti di provenienza, lingua e culture diverse, ma uniti nei valori della tolleranza e della pace. Oltre alla diretta televisiva in Mondovisione, la giornata ha avuto ampio spazio sui mezzi di informazione italiani ed esteri. Le opere premiate sono visibili nel sito dell'Istituto Fogazzaro.